Mentre anche il Consiglio Comunale di Venezia ha approvato all'unanimità una mozione per chiedere la liberazione di Roberto Trentini, anche il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, come aveva già fatto in tutte le altre occasioni più importanti in cui il Patriarca si è rivolto ufficialmente alla città, dalla Basilica Cattedrale di San Marco, Monsignor Francesco Moraglia è tornato in occasione del tradizionale concerto di Natale per la terza volta in pochi mesi e per la seconda in poco meno di un mese dopo la salute, a pronunciare il nome di Alberto Trentini e a lanciare un appello accorato teso a smuovere le coscienze e arrivare al più presto alla liberazione del nostro connazionale, il 46enne veneziano. Con un ricordo speciale e affettuoso per Alberto Trentini, per la sua famiglia, auguro un buon Natale a tutti, anche ai non credenti. L'occasione per tornare a parlare di Alberto, ingiustamente in carcere in Venezuela da oltre un anno, è stato il tradizionale concerto promosso dalla Procuratoria di San Marco, in cui il maestro Marco Gemmani ha diretto la Cappella Marciana che ha spaziato attraverso un ricco e ricercato programma musicale dedicato a Natale Monferrato, Vespro di Natale, la ricostruzione di un Vespro di Natale a San Marco nel 1675, un'atmosfera emozionante tra mosaici e cupole dorate della Basilica Cattedrale. Una grande emozione per tutti noi, perché la tradizione è preziosa e molto sentita dalla comunità veneziana, perché qui si riunisce tutta la città simbolicamente, anche se la capienza limitata ci impedisce di invitare tutti come vorremmo fare, però giunge in un momento molto sereno in cui abbiamo fatto molte cose e siamo contenti che la conclusione sia una cerimonia religiosa e anche culturale. Noi consideriamo l'anno estremamente positivo sotto tutti i punti di vista. I grandi appuntamenti sono stati tutti onorati dalla Mostra del Cinema, Biennale Architettura, matrimoni di rilievo internazionale, così come le grandi manifestazioni che hanno interessato il nostro territorio.